Raga, vi porto a Sorrento Pestum peperoni giganti e oggi facciamo una grande ricetta con 6 tipi di pomodorini. Nel commento commentate come si chiamano i pomodorini: 1, 2, 3, pomodoro nero, guardate qua, 4, 5 e una 6. Raga, commentate e facetemi sapere i 6 tipi di pomodori. Chi conosce? Amici miei. Ah, ma scusate una cosa, i calamari, 6 tipi di pomodorini. Che i calamari li friggiamo prima e dopo li mettiamo dentro i pomodorini. Un bello pacco, mamma ci consoliamo. Voilà, va, aglio, camici, tanto bello. Tu, ce ne ragli e poi ci ghizzamo, come dici? Già riscotta, accendiamo. Questa vecchia. Abbondate perché facete pregiuso. Intanto a calamma pasta, il tempo che aspettiamo, vai. Alziamo l'aglio bello biondo, vieni a breve. Bella bionda, parla con te. Olio bollente, pomodorini, vieni. D'acqua, della pasta, un pizzico di sale, mettiamo un po' di basilico, voglio un basilico che sa dare un braccio così. Da sentire un profumo, ok. Andiamo a fare i calamari. I calamari li ho tagliati tutti quanti a cubetti, li friggiamo e a finito ci buttiamo due paccarine e poi faccio vedere che bene la cremina. I calamari li abbiamo tagliati, adesso li infariniamo e andiamo a friggere. Ti faccio vedere dove friggiamo noi, nell'oro, anzi l'acqua è l'urdestra, vieni a breve, guarda qua che bellezza. La calamia esama in modo che la croccantezza rimane. Lo faccio vedere quando mettiamo a coppa, ci funziona. Vieni a vedere quest'olio, vieni a vedere quanto che bello, che brillantezza. È bello chiaro, quando come esce con l'amaro, o stick, guardate le patatine da San Carlo, stick, quando vi mangiate poco, ricco fa croc. Alziamo le nostre patatine, patatine di mare, patatine di mare, una e una due. Guardate che bellissimo. Che chiarezza, guarda qua, è croccantissimo, guarda qua, si mantiene all'etta. Allora passa da bella ardente, perché quando hai la pasta bella ardente la facciamo finire di cucinare bene, bene proprio a crema. Vedete? Già. Ok, un pochettino d'acqua. Ok, mettiamo il corretto. A finito ci mettiamo i calamari all'interno, un bacio. Allora, la metà delle nostre patatine di mare li immergiamo dentro perché è quasi fatta, e il resto lo mettiamo sopra. La faccio vedere, ovvero consolato. Vieni a vedere, guarda qua che spettacolo, no? Poi spegniamo, lo facciamo un po' rilassare. Guardate, facciamo stare 2-3 minuti così, faccio vedere come diventa la cremina. Ma è bello questo rumore, sì. È sempre più bella diventa, guardate qua. Ora mettiamo le patatine di mare a crudo, calamari. Vai, l'impiattamento, aspettate, facciamo 2 piatti, basta a me. Ok. E un altro te lo mangi tutto. Va bene. Un po' di patatine di mare sopra. Aspettate. Guarda che spettacolo come vedete. Una bella fogliatella di basilico, vedi? Guarda che spettacolo. Senza prezzemolo, va giù. Buon appetito a tutti quanti, un bacio. Facendo. Il digiuno intermittente 36 ore, finisce alle 2 di stanotte. È troppo, ha già fatto questo, un bacio.